Raggiunto Claudio Boaro del fronte friulano, una panoramica veloce in 2 minuti, Boaro, per dire che tutto in evoluzione. Tutta un'evoluzione, però non c'è quello che la gente si aspettava immediatamente. Stiamo assistendo alla zuffa dei galletti, alla conta delle sedie per vedere cosa si può fare per continuare a rimanere seduti, mentre la gente si aspetta da loro di capire quale coalizione o quale gruppo si presenta con degli obiettivi precisi. E mi spiego. Sulle nostre chiese, vicino alla croce, dobbiamo mettere anche la mezzaluna con la... Prima domanda. Dobbiamo rimanere con l'Europa o ci conviene andare con l'Africa? Seconda domanda. Perché sta succedendo questo, Terza domanda. A tutti i ragazzi che non trovano lavoro, cosa proponete? Avete detto che sono aumentati i posti di lavoro, ma se con 1.500 euro che ne prendeva uno prima, lavorando un mese, adesso ne accontentate due con i voucher, non sono cresciuti i posti di lavoro. È aumentata la schiavitù del giovane, del ragazzo o del professionista anche. Queste sono le cose che si aspetta la gente, che voi discutiate e che vi mettiate d'accordo creando una coalizione indipendentemente dai colori, ma su obiettivi certi che sono questi, e che andiate a governare, ad amministrare. Non ci interessa che arriviate fino a settembre per continuare a farvi mantenere. Se Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, ci manda subito a votare, abbiamo immediatamente risparmiato il benefit che dovremo garantire a 600 onorevoli. C'è già un risparmio immediato solo con andare a votare adesso. Però hanno congelato e poi l'hanno scongelato il pesce e la carne ce la prendiamo noi. Non... Grazie Claudio Grazie Boaro, i tempi sono stretti questa sera. Grazie a voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto. Non cambiate canale.